Come si viene? Si viene con la tristezza e con la rabbia di scoprire la verità che è stato quel. Solo faccia a faccia del colpevole. Voglio solo il colpevole. Pensa che ci sia un colpevole alla fine? Io sì. Non un incidente. Mancherà tanto perché era veramente gentile, brava, era sempre disponibile. È il funerale che una ragazza che abitava vicino a me e anche l'età di mio figlio. Ecco, Cosa pensa sia successo? è difficile capire. Comunque lei non c'è più. Questa è la cosa grave. È venuto Questo è portare proprio che grave. cosa loro- Esattamente, è una vicina di casa mia. Purtroppo ancora tutt'oggi non si sa cosa è successo e purtroppo siamo qua a dargli l'ultimo saluto. Lei la conosceva, l'ha vista vicino di casa? Che Sì. persona era? È una persona abbastanza riservata, però tutto sommato è una buona persona. Me l'ho già detto tante volte che è una persona stupenda, umile, dolce, aiutava tutti. Che lei abitava qua, io abitavo a Euganea praticamente, che è una distanza, quindi non posso dire più di tanto nel merito della famiglia. Che è la sua radice, la storia di Diana, no? È nata là, sì, è nata là, lei, è nata là. L'ultima volta che l'ha vista? Agosto, luglio o agosto, ma insieme al suo marito o compagno che sia, il figlio, una famiglia tranquillissima, normalissima. Io spero che sia fatta giustizia, che facciano le indagini e che ci dicano cosa le è successo, in primis per la famiglia e anche per noi, perché le volevamo tanto bene.